Presentato ieri presso la sede dell'IRSAP ex Consorzio Asia ad Agrigento, l'accordo siglato lo scorso 5 febbraio con la First Italy, direttamente dall'assessore alle attività produttive Mariella Lobello. Il progetto prevede un percorso mirato ad aprire il mercato cinese a quelle piccole e medie imprese siciliane che avrebbero autonomamente difficoltà ad accedervi. Numerosa e qualificata la platea interessata all'iniziativa, tanti gli imprenditori presenti, rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, diverse quelle del mondo della scuola. A fare gli onori di casa il commissario ad acta dell'IRSAP, onorevole Maria Grazia Brandara. Noi ospitiamo questa bella iniziativa voluta dall'assessore alle attività produttive, l'assessore generale Mariella Lobello, e ringraziamo l'assessore per aver scelto questa sede per dare un segnale di vitalità di un istituto che ultimamente sembrerebbe molto bersagliato. La nostra in questo momento è solo una fase di ascolto delle esigenze che hanno gli imprenditori, stiamo preparando una fotografia di quello che c'è adesso da sottoporre poi al vaglio dell'assessore che farà le sue valutazioni, ma anche per affidare questa relazione alla nuova governance che sarà andata a delineare e a nominare. Per il resto, certo, ci vogliono tantissime di queste iniziative perché l'imprenditoria è l'ossatura di un'economia e noi la vogliamo sana. Che futuro c'è per l'IRSAP? Abbiamo visto sui giornali che da diversi mesi, insomma 4 mesi, non si prende lo stipendio, c'è una situazione molto deficitaria. Ecco, lei che speranze può dare anche a una struttura che negli anni ha avuto un certo ruolo e che ora sembra quasi quasi che sia un po' fallimentare? Era da gennaio perché da stamattina gli stipendi vengono erogati regolarmente, perché c'è stato un incontro in assessorato grazie anche all'intermediazione fattiva dell'assessore Lobello con Banca Nuova. Siamo riusciti ad ottenere un sistema per poter poi portare avanti l'erogazione degli stipendi stessi, ma non ci fermiamo lì perché sono allo studio altre iniziative per poter dare una serenità costante ai lavoratori. È chiaro, l'IRSAP non deve morire, dobbiamo dividere le due cose, così per come la legge istitutiva dell'IRSAP tra l'altro voleva, la legge 8 del 2012, da un canto la gestione separata dell'ex ASI con tutti i debiti, con tutto quello che hanno accumulato negli anni, dall'altro un ente snello che deve puntare essenzialmente a dare servizi alle imprese.